Quando una persona anziana e la sua famiglia hanno un bisogno o un problema, hanno due figure di riferimento essenziali. Una è sanitaria, è il medico curante, l'altra è sociale, è l'assistente sociale. Sia il medico, sia entrambe le figure, sia il medico sia l'assistente sociale, compilano la SVAMA di competenza, cioè il medico la SVAMA sanitaria, l'assistente sociale la SVAMA sociale. Entrambe le parti della SVAMA arrivano in distretto all'unità di valutazione multiprofessionale distrettuale. Lì si aggiunge un'altra parte della SVAMA che è la SVAMA cognitiva e funzionale. Ricomposta la SVAMA nella sua unità, ecco che l'unità, l'UVMD, dà una risposta al bisogno, al problema, alla domanda che è stata posta, che potrebbe essere quella di entrare nella rete dei servizi composta dai servizi domiciliari, residenziali, semiresidenziali. Ecco, il processo sostanzialmente, brevemente, è questo. Quindi la SVAMA ha un ruolo importante perché viene data all'anziano, è data in mano alla famiglia. La SVAMA ha valutato il suo bisogno, il bisogno dell'anziano o della famiglia, in modo omogeneo su tutto il territorio regionale, a differenza del passato, quindi uno strumento unico di valutazione, omogeneo, e poi lo ha valutato anche in maniera numerica, ha assegnato un punteggio all'autonomia o dipendenza funzionale, per esempio 60 su 100 è il minimo per ottenere un'impegnativa di residenzialità ed entrare nella lista, no? Nel registro unico di residenzialità di quel distretto. Quindi in questa processualità gli elementi chiave sono l'UVMD, quindi il distretto che ha la regia di tutta la processualità, quindi in ogni distretto di azienda ULSS c'è l'UVMD. L'unità operativa interna all'interno di ogni servizio residenziale dove viene compilata, perché l'UVMD non va dentro ciascuna residenza, a volte manda anche un proprio rappresentante, ma sostanzialmente lascia abbastanza autonomia a ogni struttura che attraverso l'UOI viene compilata la SVAMA. E il terzo elemento appunto è la SVAMA stessa, cioè lo strumento unico per la valutazione del bisogno della persona anziana e per i successivi monitoraggi. Non ci sono altre schede, altri test, è sostanzialmente questa. È una scheda di valutazione multidimensionale dell'anziano. Adesso vedremo le dimensioni. È stata approvata nel 99, poi successivamente è stata anche leggermente modificata, ma insomma è in vigore dal 99. Eccola qua, adesso piano piano ce la guardiamo. Allora, questa è l'ultima versione del 2012 con alcune modifiche, vedete nella Regione Veneto, l'unità di valutazione distrettuale, la SVAMA, ecco, inizia con i dati anamnestici della persona che fa domanda, poi c'è subito la parte di valutazione, una parte della valutazione dell'UVMD, quindi il grado di necessità di assistenza sanitaria, che è la somma dei punteggi tra l'assistenza infermieristica, la parte della SVAMA che tratta i decubiti e il potenziale residuo della persona anziana, quanti margini ha di recuperare dalla propria condizione. C'è un totale che è il punteggio sanitario. A fianco c'è il supporto della rete sociale, viene valutato anche la rete sociale della persona, quindi la famiglia, il vicinato, il volontariato, e con un rispettivo punteggio. E poi veniamo ad altre componenti della SVAMA, quella che ci riguarda come psicologi è la situazione cognitiva. Vedete che il test per la valutazione della situazione cognitiva darà come risultato 3 profili: lucido, confuso o molto confuso, stuporoso.
in base al grado di risposta sbagliata che dà alle 10 domande che gli andremo a fare. Quindi se sbaglia fino a 3 domande è ancora lucido, fino da 4 a 8 è confuso, da 9 a 10 è molto confuso. Poi c'è la parte dei disturbi comportamentali, anche qui 3 livelli, lieve, moderato a grave. Qui evidenziato è che l'ultima parola sulla valutazione dei disturbi comportamentali appartiene all'UVMD in distretto, perché ci sono delle implicazioni che poi andiamo a vedere. La parte della SVAMA cognitiva e funzionale riguarda anche la mobilità, anche qui 3 livelli dall'abilità residua di autonomia fino alla dipendenza motoria, allo stesso modo per le attività di base, altri 3 livelli, dall'autonomia alla totale dipendenza, di nuovo la necessità di assistenza sanitaria che abbiamo detto e il supporto della rete sociale. Ecco, l'insieme di questi punteggi vedremo che ci sono, dà luogo a un profilo di autonomia che andrà a sommarsi al profilo del grado di rete sociale. L'UVMD quindi cosa fa? Fa una sintesi dei problemi riscontrati dalla persona che ha fatto domanda e poi dà una risposta. Vedete che la risposta di accoglienza dell'eventuale domanda è composta da 17 servizi possibili, dall'accoglienza in residenza, al centro diurno, all'hospice, cure palliative, eccetera. Assegno di cura, ci sono la firma dei partecipanti all'UVMD. Andiamo più nel dettaglio a vedere la SVAMA della valutazione sanitaria. Anche qui completa il medico, cenni anamnestici e la terapia. Poi c'è l'assistenza infermieristica che vedete il grado di cura infermieristica che ha bisogno la persona, anche qui verrà dato un punteggio. Sensorio e comunicazione, quindi linguaggio, udito, vista vengono valutati. Il medico valuta anche le principali patologie, qui viene chiesto di indicarne le prime 3. Per ogni sistema, per ogni distretto corporeo, per ogni sistema sanitario viene individuata possibili malattie, quindi abbiamo quelle generali, quelle del sangue, l'apparato digerente, l'occhio, l'orecchio, c'è anche quello disturbi mentali psicologici, vedete che va dall'encoprese, l'abuso di alcol, fino al disturbo di personalità, ritardo mentale, eccetera. Andiamo avanti, quindi vedete sono parecchie le patologie che deve... Ecco, e poi veniamo alla parte cognitiva e funzionale, che è quella che tratteremo in particolare. Queste sono le 10 domande e questi sono i 3 gradi sui disturbi comportamentali su cui lo psicologo è chiamato a una valutazione. Le attività di base, le ADL, la parte è molto importante, quindi c'è l'alimentazione, il bagno, l'igiene, l'abbigliamento, la continenza. Qui non è lo psicologo che la compila ovviamente, però contribuisce, così come la mobilità che abbiamo detto in precedenza. Ecco qui c'è un punteggio per ogni, sia per l'attività di base che per la mobilità. Il trattamento decubiti viene compilato per arrivare a un punteggio sul rischio di piaga da decubito e poi veniamo, vedete che è molto lunga la SVAMA, ma entra nel dettaglio perché anche la parte sociale, l'assistente sociale, oltre ai dati anamnestici, va a indagare l'istruzione, la pensione, l'indennità di accompagnamento, da chi arriva l'iniziativa della domanda, il motivo della domanda, la consapevolezza della domanda stessa, i parenti tenuti agli alimenti, possibili alternative alla domanda in caso di ricovero, la casa, la situazione abitativa, quindi barriere architettoniche, il reddito percepito. Ecco, e poi fa una relazione, l'assistente sociale fa una relazione che metterà a disposizione. Ecco, questo è importante, è decisivo perché ogni valutazione che è stata fatta dai singoli professionisti ha un numero, ha un moltiplicatore, il numero viene moltiplicato per un coefficiente
il quale dà poi dà un risultato totale, un totale sanitario. Quindi la situazione cognitiva, il punteggio moltiplicato per 1,5, la mobilità moltiplicato per 0,2, eccetera, si ha un totale sanitario. Poi c'è la parte economica che ha una sua rilevanza, la valutazione dell'UVMD che ha la sua rilevanza, in totale si ha un punteggio massimo 100, come per esempio facevo l'esempio prima, no? 60 è il punteggio minimo per entrare nella lista dei servizi residenziali o semiresidenziali, distrettuali. Quindi il punteggio che ha la SVAMA è molto importante per il destino della persona, no? Per la risposta alla domanda della persona che ha fatto richiesta. Ecco. E poi la legge prosegue con le istruzioni su come si compila la SVAMA. Adesso noi arriviamo, a me interessava mettere in luce la parte cognitiva, perché la legge dice che la valutazione cognitiva e funzionale è compilata dalla figura professionale individuata dal responsabile dell'UVMD. Tra parentesi, per la parte cognitiva il neuropsicologo. Il responsabile dell'UVMD successivamente la presenta la figura professionale individuata dal responsabile presenterà la valutazione in sede di UVMD. Poi ci ritorniamo su questo, ma intanto notiamo che cosa dice la legge. Poi ci sono tutte le altre istruzioni che possiamo andare anche saltarle, che tanto non ci riguardano più di tanto. Veniamo, ecco, i profili, come vi dicevo, la parte le 3 categorie della parte cognitiva, le 3 categorie della parte della mobilità, i 3 profili della funzionale e il punteggio sanitario. Incrociando i dati vedete che vengono fuori 17 profili. Si va dal lucido, dal profilo 1, la persona è lucida e autonoma, fino al profilo 17 con problemi comportamentali, quindi per livello di gravità in aumento. No. Ah sì. Riprendiamo. Ecco qua, andiamo a vedere la parte cognitiva. La scala della valutazione cognitiva, lo Short Portable Mental Status Questionnaire, è il test di Pfeiffer, che è un vecchio test, nel senso, andiamo a vedere meglio, vedete, del 75, è pressoché uguale, tratto la SVAMA cognitiva praticamente ha modificato. La prima domanda era il numero di telefono, vabbè, le 10 domande sono domande abbastanza semplici, sostanzialmente semplici. Qual è la data di oggi, il giorno della settimana, il nome di questo posto. Qui c'è anche il numero di telefono, che però la SVAMA ha adottato invece la variante del mi dica qual è il suo indirizzo di casa, poi quanti anni ha, quando è nato, chi è il Presidente della Repubblica, chi era il Presidente precedente, il cognome della mamma da ragazza di sua madre e sottrarre 3 da 20 per ogni numero fino in fondo. Vengono conteggiati gli errori e poi punteggio corretto. C'è una correzione da fare in base al grado di modalità di compilazione. Qua il testo in originario prevedeva di tenere in considerazione il grado di scolarità. Quindi sottrarre un errore se la persona ha frequentato soltanto la scuola elementare, aggiungere un errore se la persona oltre le medie. E poi vedete che i profili di risposta sono 4 e non 3 come nella SVAMA cognitiva. Veniva cioè considerato il lieve deterioramento delle funzioni intellettive. Invece questo è stato un po' assorbito nella SVAMA cognitiva. Ecco, queste sono le 2 variazioni, il grado di scolarità e la riduzione da 4 a 3 categorie. Per il resto sostanzialmente è il test di Pfeiffer. Eccola qua, è uguale sostanzialmente, è cambiato solo la domanda qual è il suo indirizzo anziché qual è il suo telefono.
Abbiamo detto che sono domande semplici, però esplorano le principali funzioni cognitive, cioè l'orientamento, la percezione, l'attenzione, la memoria, il linguaggio, il ragionamento, le funzioni esecutive, l'intelligenza generale. Ecco, giusto le abilità costruttive ovviamente non vengono indagate. Allora è un primo screening, è un test di primo screening, cioè ci serve per capire il rapporto che l'anziano ha con la realtà, cioè va da una normalità, una lucidità, fino a un'assenza di rapporto quando è molto confuso o stuporoso. In mezzo ci sono tutti i rapporti parziali e i gradi di confusione. Deve rispondere alla domanda principale che viene posta, cioè spesso la domanda principale è: l'anziano è lucido o è confuso? Ecco, questo test ci deve aiutare a rispondere a questa domanda: o è lucido o è confuso? Quindi, come abbiamo capito, è un test verbale, è facile da somministrare, tant'è che viene somministrato anche da altre figure professionali oltre alla nostra. Però proprio per questo si aprono i problemi. Chi compila la SVAMA, perché altre figure professionali possono dare altre valutazioni rispetto a quella che fa e dà lo psicologo, e quindi qui possono insorgere confusione e conflitti tra figure professionali anche all'interno della stessa struttura. Allora io vi faccio una proposta, cioè che sia lo psicologo ad avere la competenza esclusiva sullo Short Portable Mental Status Questionnaire, cioè la sfera psicologica, la valutazione della parte cognitiva che sia all'interno di una struttura protetta di competenza esclusiva dello psicologo. Nella rete dei servizi distrettuale o i CDC, nei centri residenziali, gli psicologi, cioè, devono essere impiegati alla valutazione e al monitoraggio degli aspetti cognitivi dell'anziano direttamente, oppure, se lo psicologo ha poche ore, la struttura è grande, c'è una prassi storica, assistenziale consolidata da altre figure, insomma, suggerirei anche di accettare di delegare questa competenza a qualcuno indirettamente, però almeno noi poter esercitare come psicologi il controllo della valutazione, avere sotto mano i dati e il professionista che va a fare la rilevazione. Insomma, che sia riconosciuta a noi come psicologi la competenza nella somministrazione, nella valutazione e nella gestione degli esiti di un test semplice, ma che, come spesso sappiamo, anche le modalità di somministrazione, il contesto all'interno del quale viene somministrato può generare le aspettative stesse, gli opportunismi, insomma ci sono tante variabili che suggeriscono, l'esperienza ci insegna che dovrebbe essere lo psicologo a occuparsene. E in questa direzione l'ordine che rappresento in questo momento, almeno finché ci sono io, vi sosterrà perché è una competenza riconosciuta da tanti anni, ma purtroppo la realtà è rimasta ancora indietro rispetto a questo riconoscimento della nostra figura. E noi vogliamo che insieme al mio gruppo di lavoro, che abbiamo affrontato molte volte questo aspetto, vogliamo che la realtà si avvicini a quello che dovrebbe essere, secondo noi. No? Ecco, proseguiamo. Se non è somministrabile lo short per la gravità del deterioramento, ci fa l'esempio dello stato di coma, si assegna punteggio 10 in automatico, però, ecco, anche qui, quando non è somministrabile per altre motivazioni, per esempio c'è un grave il paziente, il cliente, l'anziano, ha un grave deficit multisensoriale o un'afasia, cioè non possiamo utilizzare lo short che ha una... e quindi o comunque una valutazione psicometrica, che si fa? Come facciamo? Ci rinunciamo? No, facciamo una valutazione clinica. Quindi osserviamo, valutiamo anche il comportamento non verbale, valutiamo tutta una serie di aspetti, cioè noi non siamo tenuti esclusivamente ad avere una valutazione psicometrica, dovremmo però poi tradurre in qualche modo paragonare anche eventualmente a un esito psicometrico, ma intanto
come psicologi abbiamo fatto una nostra valutazione, quindi non lasciamo non valutato una persona che non si presta a una scala verbale. Okay? E poi c'è la parte ancora più complessa della SVAMA cognitiva, che è la valutazione dei disturbi del comportamento, no? Quelle 3 categorie dove se la persona non presenta manifestazioni comportamentali, assente, lieve, c'è poco rischio che procuri danno a sé o agli altri, per cui è facile in questo caso. Ma più difficile diventa quando saltuariamente presenta questi disturbi del comportamento. E allora qui bisogna anche, cioè per disturbi di comportamento, quindi si intende, qui ci suggerisce la SVAMA, pericolo di fuga, aggressività fisica verso gli altri, e specificare eventualmente i provvedimenti particolari per assicurare un'assistenza adeguata. Quindi io qua nello specchietto vi ho scritto quello che dice la SVAMA. Quindi se emergono indispensabili provvedimenti come l'accesso controllato 24 ore su 24, un'impossibile convivenza con gli altri soggetti, oppure un operatore che è costretto a stare con l'anziano ospite uno a uno durante quasi molto tempo della giornata. Ecco, in questi casi, come esempio, va barrato il livello 2 o 3, cioè il disturbo comportamentale di tipo moderato o grave. E questa è una valutazione molto importante perché cambia l'intensità di assistenza, no? Lo vedremo dopo. Qual è la difficoltà nostra nel valutare i provvedimenti particolari? Che il disturbo comportamentale è una manifestazione di sé, a volte anche del dolore, come abbiamo detto, e qui è importante, decisiva, la variabile della cultura, dell'organizzazione, della competenza di un servizio sociosanitario in una residenza, perché lo psicologo, a mio parere, è chiamato a valutare sì l'impatto del disturbo del comportamento sull'ambiente, specialmente se è di origine organica, ma anche viceversa, cioè la qualità della risposta che viene data dall'ambiente architettonico, socio-relazionale nel fronteggiare l'espressione del comportamento, tanto più se non è di origine organica, perché i disturbi di comportamento non sono solo da demenza. Allora, sappiamo bene che alcuni servizi, alcune case di riposo valutano certi disturbi di comportamento che altre case di riposo non è così, non li valutano. Allora c'è una differenza tra un contesto e un altro, ecco perché è l'unità, l'UVMD, che ha la decisione finale. In questo senso, quindi, la cultura e l'organizzazione dell'ambiente sociale, unicamente alla presenza dello psicologo in quella struttura, nella sua abilità di contenimento relazionale delle manifestazioni comportamentali, sono variabili che fanno la differenza tra un servizio e l'altro. Quindi, come abbiamo visto la questione del dolore, anche qui si inserisce la questione del dolore, no? Come abbiamo detto prima, come ha fatto la domanda la collega. È una collega lei, scusi, o è di un'altra professione? Sì, è una collega. Ecco, anche qua, come la questione del dolore, anche i disturbi del comportamento si esprimono e vengono valutati di una gravità o meno a seconda del servizio, di un servizio piuttosto che di un altro. Non solo, c'è anche la questione delle contenzioni, perché noi a volte valutiamo un disturbo quando è già contenuto, no? E quindi qui abbiamo a che fare con il problema delle contenzioni fisiche e farmacologiche, che però sappiamo presentano il problema della libertà e della dignità personale, giustamente. Allora, sappiamo anche che gli operatori di servizio naturalmente hanno la tendenza al quieto vivere piuttosto che a ricercare continuamente, quotidianamente, come nell'esempio del dolore che ci diceva Elisa, quotidianamente soluzioni al disagio espresso, no? E allora si preferisce usare la contenzione. Allora lo psicologo, quando è chiamato a intervenire, è tardi, arriva già deve valutare un comportamento che è già stato contenuto, quindi deve risalire a una possibile
fase acuta, e insomma è complesso. E allora ecco qua che anche nel pomeriggio, per esempio, nel laboratorio sulla SVAMA, nel seminario sulla SVAMA, ci si interrogerà su quanto costa psicologicamente a un servizio, a un operatore, la contenzione, cioè se è possibile organizzare un'assistenza ad anziani che hanno disturbi del comportamento, almeno con una bassa intensità di contenzione o liberi da contenzione. Ecco, questo è un tema importante. Se è psicogeriatrico, la SVAMA poi continua e dice: se fosse un soggetto psicogeriatrico, specificare se ha assistenza adeguata, ma non dà punteggio. Per soggetto psicogeriatrico si intende un adulto con disturbo psichiatrico che raggiunge l'età geriatrica. Torniamo allora sui provvedimenti particolari, perché oltre alla cultura e all'organizzazione di un servizio incide anche il potere della decisione. Chi decide se un soggetto è un livello 1 o 2 di assistenza, di intensità assistenziale? Perché abbiamo detto, se noi bariamo la crocetta su un disturbo comportamentale lieve o assente, è un livello 1, ma se la bariamo su moderato o grave, richiede un'assistenza di livello 2, e non tutte le case di riposo hanno al loro interno, le strutture residenziali hanno al loro interno entrambi i livelli di assistenza, e quindi la persona dovrebbe essere trasferita in un'altra struttura. Quindi c'è il rischio di perdere l'impegnativa di residenzialità, si aprono problemi economici, e quindi è importante. Quindi vedete che la valutazione che lo psicologo fa sui disturbi del comportamento è importante anche sotto questo aspetto. Allora qui si apre una questione politica, il potere della decisione. Chi decide? Abbiamo detto che decide il distretto, l'UVMD, ma in una struttura è l'unità operativa che valuta e prende questa decisione da proporre al distretto. Quindi può essere il direttore che decide, può essere il coordinatore dell'equipe, può essere il medico curante, e quindi qui si pone il problema del ruolo, del peso dello psicologo all'interno dell'equipe. Quanto conta lo psicologo all'interno dell'equipe? Ecco, di questo approfondiremo nel pomeriggio sul laboratorio, sul seminario del profilo, no? Andremo a vedere le caratteristiche del profilo dello psicologo, dell'invecchiamento e della longevità. Allora vi faccio una proposta che sia lo psicologo parte integrante del progetto protocollo sulla gestione del dolore, sulle contenzioni, sulla compilazione del livello di disturbo comportamentale, quindi abbia voce anche solo come consulente, almeno nel processo decisionale, nel livello decisionale. Quindi vi invito i colleghi ad avere in questa direzione, proseguire in questa direzione, avere coraggio in questa direzione, proporsi in questa veste, con competenza, con qualità professionale, con il supporto della rete dei colleghi, che il collega deve sapere, anche se forse non lo sa, ma non è solo, è un problema che abbiamo tutti, e tutti possiamo avere la forza di proporre il cambiamento. Se siamo compatti, in questo senso è una posizione politica professionale, in questo senso quindi l'ordine può appoggiare questa posizione. Ecco, io ho finito. Questo...